Il troppo non è mai sicurezza. Il troppo è l'affermazione della grande insicurezza. Troppo vuol dire niente alla fine. Forse bisogna qualificare di più, qualificare le relazioni. In questa nostra contemporaneità un po' strana siamo espertissimi di dare notizie, di informazioni. Sappiamo tutto. Sappiamo che in questo momento cosa succede in Brasile, ma forse non siamo capaci di fare un sorriso a chi è vicino a noi, a dare un buongiorno, a mettersi a disposizione di un altro. Io mi sto divertendo. Mi è capitato, lo racconto perché mi sembra simpatico, ragazzi. Ero a Campo San Piero la settimana scorsa per un ritiro con un gruppo donne di San Floriano. Dentro questo convento dei francescani c'erano altri che facevano esperienze religiose. Io cammino, incontro delle persone e dico buongiorno. Le hanno risposto a lei? No. No. Una mi ha guardato con certi occhi e dice: ma cosa vuole questo qua? Voglio solamente un buongiorno. Le cose importanti, secondo me, cominciano dalle cose più semplici. Un ascolto affettivo, ma un ascolto affettivo sia da parte di noi adulti, ma ci deve essere un ascolto affettivo e anche disarmato da parte dei ragazzi. Forse noi partiamo sempre con l'idea l'adulto ha sempre ragione perché ha l'esperienza. Ma forse non è vero questo. Forse l'esperienza non si ha come bagaglio, ma l'esperienza la si fa giorno dopo giorno, momento dopo momento, nella relazione. Anche sbagliando. Anche sbagliando. L'errore è necessario. Io sto dicendo che Dio ci ama perché sbagliamo. Sì. L'amore di Dio è dentro l'errore dell'uomo, perché quando l'uomo sbaglia è fragile, è debole ed è lì che ha più bisogno, la chiamo io, un'overdose d'amore. Un'overdose che significa io sono a disposizione tua, io capisco, faccio fatica, ma ci sono nella tua vita. Se l'adulto fa questo, secondo me avanti. I ragazzi danno credito poi a quello che lui dà. Forse troppo spesso noi invece partiamo che abbiamo ragione. A me piace quello che dice Marco, sì. se non altro perché ha il coraggio di dire quello che pensa. Oh, là. E guarda Marco, ce ne sono pochi, sai, di quelli che hanno il coraggio di dire quello che pensano, perché tante volte, tantissime volte, forse anche in televisione, no? Uno vuole fare bella figura. Tu stai facendo una bellissima figura perché stai dicendo quello che pensi. Noi abbiamo fede in noi stessi, ci fidiamo di noi stessi. Fidarti di te stesso, che tu puoi costruire per te una vita bellissima. E se non fai questo, tu ti metti nelle mani di qualcun altro che te la costruisce come vuole lui. Hai fiducia in te stesso? Credi in te. Credi in te. E se tu credi in te, ti accorgerai che piano piano crederai anche negli altri. Perché ti accorgerai che anche gli altri sono come te. Dio non è nell'alto dei cieli. Dio è il Gainana sgionfa, quei trombette degli angioiti che non gli impiesta in paradiso. Dio sta qui sulla terra con noi. Sta dentro la buona volontà di ogni persona. Se c'è una regola va rispettata. Non si rovina una serata per colpa di qualcun altro. Tante volte siamo noi quelli che roviniamo la nostra vita, perché probabilmente non siamo ancora arrivati al concetto bello di che cos'è la bellezza della vita. E bisogna passare, secondo me, da una mentalità che è tutto per me e invece mi occupo dell'altro. Credo che non si risolve nessun problema con le colpevolizzazioni. Colpevolizzare vuol dire tirarsi fuori dalla responsabilità. Invece bisogna elaborare, non solo elaborare, ma sospendere giudizio per ascoltare. Noi non ci ascoltiamo. Io sono dell'idea che non ci ascoltiamo più. Anche nei dibattiti tante volte non ci si ascolta. Io parto con una mia idea, quella idea deve passare. L'abbiamo fatto tante volte noi questi errori nella Chiesa, basta adesso, basta. Ci vuole questa disponibilità verso l'altro senza colpevolizzarlo. E Dio non colpevolizza nessuno, ma abbraccia e ama. Forse noi non ci abbracciamo e non ci amiamo perché non ci ascoltiamo. Porto a casa un bel incontro con i giovani che hanno avuto anche il coraggio di dire tante cose, soprattutto giovani che ci tengono alla loro vita, faranno difficoltà e io gli auguro di avere difficoltà, perché senza difficoltà non si cresce, glielo auguro veramente, ma gli auguro anche di avere dei sogni. Quella sera lì al Duomo di Castelfranco io ho concluso dicendo I have a dream, io ho un sogno. Il mio sogno è
che impegnarmi per la vita dell'altro, capisco meglio com'è la mia vita. Vi consegno questo sogno mio, se lo volete accogliere.